20 persone sono state arrestate dalla Guardia di Finanza di Reggio in una maxi operazione contro il riciclaggio di denaro messa in atto con l'intermediazione di esponenti di spicco dell''ndrangheta calabrese e di Cosa Nostra siciliana. L'indagine della DDA dello Stretto riguarda persone accusate a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio, alla truffa e alla falsificazione di titoli di credito. Francesco Fossari, 43 anni, bracciante agricolo, è stato ucciso a colpi di pistola calibro 9 in un agguato nei pressi del cimitero comunale di Melicucco, nel Reggino. L'uomo è stato trovato a pochi metri dalla sua automobile, un Audi A3. Sul luogo dell'omicidio sono intervenuti gli agenti del commissariato di Polistena. È trascorsa senza ulteriori problemi la notte presso il centro d'accoglienza di Isola Caporizzuto dopo la rivolta di ieri, in cui erano coinvolti circa 30 immigrati ospiti del centro, carabinieri e polizia. I migranti hanno bloccato anche la circolazione sulla strada statale 106 nel tratto vicino all'aeroporto cittadino. Negli scontri 25 feriti, mentre 2 immigrati sono stati arrestati. Questa mattina sull'autostrada 3 Salerno-Reggio Calabria il presidente dell'ANAS, Pietro Ciucci, ha incontrato la stampa per illustrare il nuovo tratto autostradale realizzato tra i comuni di Altile e San Mango in provincia di Cosenza e per annunciare l'apertura di un ulteriore tratto in prossimità dello svincolo di Falerna, dal chilometro 302 al 304 che sarà disponibile a partire da sabato 6 agosto. Dopo il campionato di Serie A, anche la cadetteria ha preso forma con la composizione del calendario. Si parte il 27 agosto, esordio in casa per Crotone e Regina, che ospiteranno rispettivamente il Livorno e il Modena. Il 5 novembre andrà in scena l'attesissimo derby di Calabria tra i rossoblù e gli Amaranto.